buongiorno signora. Si avvicini, buongiorno. Deve andare dietro quel tavolo. Perfetto, meraviglioso. Ricordiamo ai giornalisti presenti intanto che non è ammissibile questo brusio e che la signora non vuole essere ripresa. Signora, in piedi, sì. Si alzi a voce alta, legge la dichiarazione con cui si impegna a dire la verità. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Alessandra Barbara Ottolina, sì. È nata a Milano il 18 febbraio del 66 sì. Ed è residente a Milano in via Villoresi numero 19? Sì, barra 2. Deve parlare bene al microfono, sì. Signora, perché viene anche registrato. Sì. Prego, pubblico ministero. Se posso abbassare? Sì, lo metta pure come più comoda. Signor Ottolina, buongiorno. Lei sta ancora in via Eugenio Villoresi 16/2? Sì. Lei il 5... non 19. 19/2. 19, scusi, sì. Qua è sbagliato, c'è scritto 16. 19/2. Lei il 5 giugno 2010 ha chiamato il 113 per una chiamata per allertare la polizia. Per quale ragione? E se vuole riferire al tribunale proprio il tenore del suo allarme, diciamo. Allora, il 5 giugno 2010 alle 5 di mattina ho sentito, cioè proprio sotto di me, al pian terreno, gente che si picchiava, mobili che cadevano, cioè proprio una cosa, al che ho suonato alla vicina, Schintu Cinzia, e ho detto ma cioè, senti che, quello che succede, cosa facciamo? Chiamiamo la polizia? E lei ha detto chiamala. E dopo un po' lei mi ha detto ma sicuramente non verrà fuori nessuno, no? Allora ho richiamato, invece sono arrivati i poliziotti e appunto è uscita un po' di gente sulle scale tra le 5 e le 6 di mattina. E anche una consigliera, come si chiama? Una consigliera condominiale? Condominiale, sì. Si chiama Patrizia Santuccio, che dopo di questo era presente, ha visto i fatti? Era presente e essendo appunto consigliera gli ho detto per cortesia dopo questa cosa fai presente l'amministratore Vittorio Torracca di quello che hai visto, e lei mi ha detto guarda che io ho visto ma non ho capito niente. Allora, con calma, lei ha avuto modo di sentire, allora innanzitutto chi è che è venuta a lite? Lei sente una lite che le dà fastidio alle 5 del mattino. Sotto casa mia. Chi abita sotto casa sua? Sotto casa mia, e da 15 anni che abito lì c'è sempre stata gente in affitto, gente un po' strana, gente un po' strana. Quel giorno chi abitava lì? Quel giorno? Quel giorno non lo so chi abitava perché ogni tanto la gente cambia e... Che lei nel verbale di sommarie informazioni testimoniali che è reso il 29/11/2010 alle 17:20 alla sezione di polizia giudiziaria, pagina 1 in fondo, dice ricorda che sentivo addirittura come se le due si stessero lanciando dei mobili, Michelle Oliveira che abita nell'appartamento, dice lei, fa il nome. Ho visto sul citofono, però non la conoscevo perché io esco la mattina alle 7 e rientro la sera verso le 7:30. Lei ricorda, lei ha visto le persone che litigavano? Le ha viste? No, io non ho visto, io ho visto un grande macello, poliziotti che arrivavano, c'erano fuori anche al pian terrena una coppia, Fina e adesso non mi ricordo come si chiama l'altro. Condomini. Prima ancora di arrivare al momento in cui lei scende e vede la scena, lei ricorda il tenore della lite? Cosa si dicevano queste due persone? Ho sentito una che diceva, ma mentre ero nell'appartamento, a te non ti vuole neanche un vecchio, una cosa del genere. Cioè si davano dei titoli in pratica, come ecco, litigando. Guardi sempre il tribunale, se può essere precisa, signora, nel descrivere le frasi che le due erano due donne che litigavano? Sesso femminile. Le voci erano femminili o maschili? Le voci mi sembravano femminili, però io non so se era in 2 o in 3 lì dentro, poi ho visto che usciva un sacco di gente lì. Vabbè, le voci erano femminili, va bene? Allora, si insultavano, adesso le insulti
devono essere degli insulti classici che tra due persone che litigano. Classici, io le dico, lei il 29/11/2010 dice, e in tal senso le ricordo quello che ha detto, signor Presidente, muovo una contestazione, ricordo che sentivo addirittura come se le due si stessero lanciando dei mobili e si insultavano, ricordo due frasi che le due si scambiavano. Michelle Oliveira, che abita nell'appartamento, accusava l'altra di essere una prostituta e le ha detto una frase simile a con te non verrebbe neanche un vecchio e poi vattene via, io non ti voglio più qua. Lo ha detto lei, lo ha sottoscritto lei. Sì. No. Lo ricorda, signora? Sì, adesso che la me lo frase ricordo, era di sì, questo sì. tenore? Sì. Anche Anche io ho chiamato la polizia perché, d'accordo con la vicina, ho detto qui qualcuno si fa male Sì, ha e fatto non lo il suo so dovere. io dove si può arrivare in questo... Va bene. Cioè, Però è agli atti la trascrizione della registrazione della chiamata al 113. Lei dice, signora, chiamando 113 operatore 2, buongiorno, mi scusi, siamo qui nel palazzo a Milano, via Villoresi 19-2, ci sono due prostitute che abitano qui sotto e che adesso si stanno picchiando, stanno litigando, cioè sinceramente qui siamo impaurite perché non sappiamo cosa succede. Testuale. È lei che parla, è registrata questa io cosa. avendo sentito quello che si dicevano... Sì. Poi in quella casa lì Ma la domanda, sempre aspetti stata... signor un attimo perché non abbiamo compreso la domanda qual è. Signor Presidente, è questa. Lei che elementi aveva? Posso precisare che non c'è nessun attacco alla sua persona. Ecco, che elementi aveva, signora, per definire prostitute queste due signore che litigavano? Io sono lì da... Non so, io presumo, non ho la certezza, perché io esco, faccio il mio lavoro di giorno. Sì, ho capito. È 15 anni che in questo appartamento non si è mai visto il proprietario, non è mai venuto in assemblea e c'è sempre stata gente che faceva mestieri così. Allora, questo è un primo elemento. 15 anni, non so se anche da prima o che cosa. Ma lei l'ha desunto da che cosa, signora? Lei da che cosa l'ha capito che c'era gente che faceva il mestiere, come dice lei? Non so. In quella casa c'è sempre stata gente che faceva quel mestiere. Prima c'era, non so se era il compagno che portava fuori la compagna e lasciava in casa un barboncino, cioè che abbagliava la notte e faceva casino. Cioè in questa casa ci sono sempre stati di questi problemi. Anche questa signora che c'era giù con non so chi e aveva un cane che anche lui lasciato lì la notte. Allora, nel verbale che ho citato poc'anzi, la domanda che le fu fatta dall'ufficio, dalla polizia vuol dire, era testualmente, è una contestazione, nel corso della telefonata lei ha affermato che le due donne che stavano litigando erano prostitute. Su cosa basa l'affermazione? Risposta: l'ho detto basandomi sugli orari che ho osservato, la Oliveira esce sempre di notte, sul modo di comportarsi ed anche per via dell'auto sulla quale io l'ho vista salire. Inoltre le due si accusavano l'un l'altra di essere prostituta. Conferma, signora, queste deduzioni che lei fa? Cioè, io quando è successa questa cosa il 5 di giugno non so bene chi ci fosse. Dopo una settimana da questo fatto è salita la brasiliana di colore e mi ha detto, mi ha bussato, mi fa, scusi, l'ha chiamata lei la polizia? Al che ho detto, l'abbiamo chiamata nel palazzo, perché io non è che vivo in una villetta e non so. E al che questa ha iniziato a entrare e uscire di casa alle 2, alle 3 di notte, mi camminava sempre coi tacchi in casa, mi sbatteva le ante, da lì in poi ha avuto dispetti, cioè Sì, per però, sempre, fino a che è stata lì. Mi perdoni, io le avevo fatto un'altra domanda, poi arriviamo anche a questo punto che lei ha anticipato, cioè il fatto che la Oliveira, quella che lei ha detto oscura di carnagione, che poi è salita da lei, Sì. svolgesse l'attività di prostituta. Le ho domandato io da cosa lo deduce e le ho letto la risposta che lei ha dato. La rilegga, PM. Esatto, la rilegga. L'ho detto basandomi, mi segua, sugli orari che ho osservato. La Oliveira esce sempre di notte, sul modo di comportarsi ed anche per via delle auto sulle quali io l'ho vista salire. Inoltre le due si accusavano l'un l'altra di essere una prostituta. Da vari elementi. Lei conferma o no questa dichiarazione?
Cioè io da lì in poi ho fatto caso che questa Oliveira tutte le sere usciva col taxi, e non solo io nel palazzo, anche altre persone nel palazzo notavano queste cose, perché non è che abito in una villetta, cioè si sentiva sulle scale, si facevano di questi discorsi, cioè che era una cosa strana, cioè fuori dalla norma, che una ogni sera va al lavoro, cioè col taxi così, e torna alle 2-3 di notte. Lei ha mai visto come si vestiva la signora Michel quando usciva la sera? Sì, come le VIP, proprio, con abiti, cioè si vedeva, cioè se lo chiede anche ad altre persone nel mio palazzo. Sì, adesso lo sto chiedendo a lei. Le risulta che la Michel avesse o non avesse disponibilità di denaro? Però il tribunale non ha capito, come le VIP ci può dire com'era l'abbigliamento? Taglio era la moda, cosa che io non potrei, come si può dire, non potrei avere quel tenore di vita facendo il mio lavoro. Prego. Ma nell'ambito condominiale era conosciuta la circostanza che la signora Michel potesse svolgere l'attività di prostituta? Sì, poi mi ha detto anche una persona nel palazzo che lì entrando c'era la casella della posta, no? 2 o 3 persone si sono messi lì a parlare, mi hanno detto: ma tu pensa che è arrivata lei, ha detto state parlando di me? E loro hanno detto no, dice cosa vuoi? No, scusi signora, ci deve essere un problema di comunicazione. Io le ho detto, se nel condominio, chiedo scusa, si diceva, si affermava... Lo sapevano tutti di questa presenza, No! di questa persona. Se faceva la prostituta, le ho domandato, scusi, se faceva la prostituta. Sì, Forza! lo sapevano anche gli altri. Ma le risulta che la signora Oliveira si accompagnasse a più uomini, che è uno degli indici da cui desumere l'attività di prostituzione, no? Lì nel... Ho detto uno degli indici, avvocato. La domanda è, lei ha visto a chi si accompagnava? Ma nel palazzo l'ho vista entrare con, che so, avrò notata con 3-4 uomini. Cioè nel corso di questo, sarà durato 1 anno. Va bene. Cioè uscendo magari capitava di incontrarsi, perché lei, essendo a pian terra, passavano tutti di lì. La signora Michel sta ancora lì? No. Che le risulti? No. È andata via dopo questi fatti, ovviamente. Siamo al 5 giugno 2010, giusto? Sì. Quanto tempo dopo è andata via? Un bel po'. Sarà l'estate scorsa. L'estate scorsa? Più o meno. Lei ha mai visto se la signora Michel, qualcuno è venuto a prenderla con delle macchine vistose, diciamo, importanti? La maggior parte usciva con questi taxi, e poi delle volte è capitato che ci fossero varie auto sotto casa che l'aspettassero. Ma più auto? No, più auto no. Un'auto, di volta in volta, diciamo. Lei, la ragazza che è venuta al lite con Michel, la conosceva? L'altra persona che è venuta al lite con Michel non l'ha mai vista? Io ho visto solo questa persona di colore. Va bene signora, la ringrazio, non ho altre domande. Grazie. Prego la difesa. Nessuna domanda, Presidente. Grazie signora, può andare. Grazie.